Television Sister. Bisogna Samara Su YouTube? Ok. spera di vedere, poi vediamo. Il canale si chiama Mater Dei TV Media. Mater, ok. Streaming. Aspetta che sposto il link che aveva anche sul Viva il Doge, viva il mar! Viva il Doge, viva il mar! Vino di guerra, San Marco dei Prodi, il nostro vessillo vogliamo sui mar. Il nostro vessillo vogliamo sui mar. Si fa il silenzio fra tanti canali, vogliamo la voce del suo gondolier che spinge la barca vogando sul remo, cantando con voce la mesta canzone. Mia cara Venezia, mia patria diletta, tu fosti regina, possente sui mari, tu fosti regina, possente sui mari, cinta di glorie, speranze d'amore. Viva Venezia, viva San Marco e viva le glorie del nostro leone. Viva le glorie del nostro Viva il Doge, viva il mar! Viva il Doge, viva il mar! Vino di guerra, San Marco dei Prodi, il nostro vessillo
vogliamo sui mari il nostro vessillo, vogliamo sui mari. Si fa il silenzio fra tanti canali, vogliamo la voce del suo gondolier che spinge la barca vogando sul remo, cantando con voce la mesta canzone. Mia cara Venezia, mia patria diletta, tu fosti regina possente sui mari, tu fosti regina possente sui mari, cinta di glorie, speranze d'amore. Viva Venezia, viva San Marco e viva le glorie del nostro Leone. Viva le glorie del nostro Das falsedad, das malignità, seta e illusi. Da massa passurere, da mangianza di buona volontà. Da morte eterna. E la benedizione di Dio venuta al Padre, Figlio e Spirito Santo, a dismonti per giorno di guardia e segaresti per sempre. Ravviva, Signore, nel seno di quest'acqua benedetta il ricordo del nostro battesimo, l'adesione a te che sei via, verità e vita per sempre. Amen. Con il canto gioioso diamo inizio alla nostra Eucaristia. Alleluia.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Ci raduniamo insieme attorno alla mensa della parola e del pane di vita, quella mensa che dà forza alla Chiesa, la fa risplendere di fede, di speranza, di carità. È la mensa che ha dato forza nell'annuncio certamente anche a San Marco, che oggi ricordiamo come nostro patrono e come colui che ha iniziato l'evangelizzazione in questa nostra terra. E noi quindi siamo debitori a San Marco, che se siamo qui insieme è anche grazie a lui certamente. E allora una grande lode al Signore e saluto di cuore il signor Sindaco, lo ringrazio della sua presenza, saluto il coro, saluto l'associazione del Maggior Consiglio del Veneto e sono contento che abbiate preso parte a questa nostra festa, celebrazione, con tutte le vostre anche bandiere che rappresentano tutte le persone che vorrebbero essere qui oggi ma per tanti motivi non hanno potuto, e noi ci sentiamo tutti uniti evidentemente. Saluto di cuore le suore, i frati di Villa San Giusto con Don Paul, e la loro presenza è sempre una bella presenza che ci aiuta a essere uniti a tutta la Chiesa, soprattutto alla Chiesa che soffre, che fatica, che tante volte non riesce a sperare a causa della malattia, a causa di tanti problemi, di tante motivazioni. Ecco, mettiamo davanti al Signore allora tutte le nostre vite, invochiamo da Lui la benedizione per la nostra terra, invochiamo da Lui soprattutto la pioggia della sua misericordia perché rinnovi i nostri cuori, i nostri sentimenti, la nostra testa, il nostro modo di pensare e di stare insieme, che sia sempre un modo di pensare evangelico. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni il nostro peccato e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Gloria in excelsis Deo. Pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli
Dio che hai glorificato il tuo evangelista Marco con il dono della predicazione del Vangelo, concedi a noi di imparare dal suo insegnamento, a seguire fedelmente le orme di Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché vi esalti al tempo opportuno, riversando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Siate soli, vegliate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resistete, saldi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze sono imposte ai vostri fratelli sparsi per il mondo. E il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, egli stesso, dopo che avrete un poco sofferto, vi ristabilirà, vi confermerà, vi rafforzerà, vi darà solide fondamenta. A Lui la potenza nei secoli. Amen. Vi ho scritto brevemente, per mezzo di Silvano, che io ritengo fratello fedele, per esortarvi e attestarvi che questa è la vera grazia di Dio. In essa state salvi. Vi saluta la comunità che vive in Babilonia e anche Marco, figlio mio. Salutatevi l'un l'altro con un bacio d'amore fraterno. Pace a voi tutti che siete in Cristo. Parola di Dio. Ripetiamo insieme. Canterò in eterno l'amore del Signore. Canterò in eterno l'amore del Signore. Di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà. Perché ho detto, è un amore edificato per sempre, nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. I cieli cantano le tue meraviglie, Signore, la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. Chi sulle nubi è uguale al Signore? Chi è simile al Signore tra i figli degli dei? Beato il popolo che sa acclamare, camminerà, Signore, alla luce del tuo volto, esulta tutto il giorno nel tuo nome, si esalta nella tua giustizia. Noi annunciamo Cristo crocifisso, potenza di Dio e sapienza di Dio.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù apparve agli 11 e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e berranno qualche veleno, non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Parola del Signore. Come sempre mi dispiace di vedere gente in piedi, ma non mi dispiace neanche tanto, perché vuol dire che siamo in tanti, va bene? Eccoci, allora ringraziamo il Signore della parola che ci regala. C'è un verbo che è naturale, direi, dopo l'evento della Pasqua. È un verbo che è necessario, è fondamentale per la Chiesa, direi per l'identità della Chiesa. Ed è il verbo che dice in fondo che la Chiesa è viva, che la Chiesa è risorta, fa esperienza continua della Pasqua. E questo è il verbo andare, il verbo andare. La Chiesa, il popolo cristiano, non è un popolo fermo, ma è un popolo in movimento. Va ad annunciare a tutti, ai lontani, ai fragili, che c'è una speranza che ha un nome, ha un volto, ha un corpo. E questa speranza è Gesù Cristo incarnato, che ha patito, che è morto e che è risorto per noi. Ed è un andare annunciando con parole e gesti questa verità di Cristo che il Vangelo ci fa scoprire anche oggi. Ecco, la Chiesa in fondo si muove sempre attorno al Vangelo. La Chiesa parte e arriva al Vangelo. Cerca soluzioni sempre partendo dal Vangelo, se no che Chiesa è? Una Chiesa senza Vangelo che Chiesa è? E questo vuol dire proprio rinascere dall'alto, come qualche giorno fa Gesù diceva a Nicodemo che cercava la verità nelle sue notti. E radicarsi nel Vangelo, direi, è l'antidoto contro ogni veleno della vita, per rifarci la pagina del Vangelo di oggi. Quali sono i veleni tanto attivi oggi nella nostra vita? Ma penso troppe volte alla tristezza, penso al pessimismo, penso alla disperazione e anche dentro le nostre case, dove non pensiamo. Io ne ho avuto prova purtroppo in questi mesi. La disperazione, l'indifferenza, la maldicenza, l'egoismo. Ecco, Pietro, maestro di Marco, nella sua lettera scrive anche a noi, abbiamo sentito: gettate in lui ogni preoccupazione, perché egli ha cura di voi, non si dimentica. Ecco, in lui, nel Signore, per noi c'è sempre una volontà di felicità, c'è sempre una volontà di salvezza.
Marco allora è un invito a stare nella parola di Dio e ad annunciare la parola di Dio, con la forza, il coraggio, direi, di un leone, in un mondo indeciso spesso nello scegliere la strada per vivere in pace, la strada per vivere in pienezza. Una strada faticosa da scegliere, per esempio, e che troppe volte nella storia viene glissata, una strada faticosa da scegliere è quella, per esempio, e ce lo diciamo oggi, 25 aprile, la strada del perdono, dove ci sono state ferite. Il perdono è l'unica medicina per risanare e per evitare continui rancori, continue costruzioni di muri, atteggiamenti che non risolvono ma alimentano ulteriormente le distanze. Mi piace quello che dice Pietro sempre nella prima lettera, dopo che lui stesso ha fatto l'esperienza del rinnegamento. Dice: dopo che avrete un poco sofferto, Gesù Cristo vi ristabilirà, vi ridarà equilibrio, vi confermerà, vi rafforzerà, vi darà solide fondamenta. Ecco, Cristo è la parola che dà forza ed equilibrio interiore. È quella parola che ha fatto essere Pietra, Marco un appassionato discepolo e apostolo, Ermacore fortunato e i patriarchi successivi traghettatori decisi della fede per questa nostra terra. Gesù, dice Pietro, vi darà solide fondamenta. E dicendo questo sono convinto che Pietro trasmette al discepolo Marco, che lo chiama addirittura figlio mio, il desiderio di spendersi per il Vangelo, portandolo proprio fino sulle nostre spiagge. Peccato che oggi piove, ma va bene così, va benissimo così. Il prossimo anno ci ritroviamo, andremo a Birmessa proprio sulla spiaggia dove è sbarcato San Marco, e lì ancora una volta loderemo il Signore, perché il Signore lo abbiamo conosciuto grazie a un innamorato del Vangelo che è proprio San Marco. Signore, allora ti domandi, aiutinus a tenere conto della nostra fede, aiutinus a capire che dove con te si può fare grandi robis e continua a scrivere in questa nostra terra il Vangelo da salvezza. Amen. In questo tempo santo di Pasqua, consapevoli della nostra fede e del nostro impegno che ci attende fuori da questa Chiesa, vogliamo rinnovare proprio gli impegni del nostro battesimo. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che è nato da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risorto dai morti e siede alla destra del Padre? Credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione di questa nostra carne e la vita eterna? Credo. Cari fratelli e sorelle, cari amici, questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, il vivente, per tutti i secoli dei secoli. Amen. E al Signore portiamo la nostra fiduciosa preghiera. Ripetiamo insieme: Dio degli Apostoli e dei Martiri, ascoltaci. Dio degli Apostoli e dei Martiri, ascoltaci.
Santa Chiesa, perché vivendo il Vangelo che annunzia sia nel mondo il segno dell'amore gratuito e universale del Padre. Preghiamo. Per il Papa, i vescovi e i loro collaboratori, perché diventino con la forza dello Spirito e la santità della vita il modello del loro gregge. Preghiamo. Per gli evangelizzatori, i missionari, i catechisti, perché ricevano in dono la freschezza apostolica e portino ai pagani del nostro tempo il lieto annunzio del Vangelo. Preghiamo. Dio degli apostoli e dei martiri, ascoltaci. Per le nostre comunità cristiane, perché siano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, nella frazione del pane, nelle preghiere e nella carità fraterna. Preghiamo. Dio degli apostoli e dei martiri, ascoltaci. Ascolta, Signore, la nostra preghiera, le preghiere che vinto al cur. Benedis la nostra tierra e danos la tua salvezza. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché l'offerta della Chiesa, in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la Pasqua eterna, salga gradita a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore che ci in questo sacrificio, a gloria del suo nome, perché il nostro Dio ci sta salvezza. Accogli, o Signore, il sacrificio di
lode che ti offriamo nel ricordo glorioso di San Marco e fa che nella tua Chiesa sia sempre viva e operante la predicazione del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Pastore eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo dei santi apostoli e lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della tua benevolenza, uniti al cielo con fede e gioia, cantiamo la tua lode. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo,
Nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Marco e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione. Doni pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta le preghiere di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti. Così Cristo ricordiamo Anna, Maria e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri Omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare al nostro peccato, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore risorto sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Daisi la pace.
alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiamo. Il dono ricevuto dal tuo santo altare ci santifichi, Dio Onnipotente, e ci renda forti nell'adesione al Vangelo che San Marco ha predicato. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, in questo giorno di festa vogliamo anche così ricordare nell'amicizia, nella gratitudine anche un uomo, un prete, un frate che ha dato tanto alla nostra comunità,
al nostro santuario di Barbana, che è Padre Marciano Fontana, che proprio l'altro ieri ci ha lasciato, e siamo certi che dal cielo intercede e prega per noi, perché possiamo essere degli innamorati del Vangelo come lo è stato lui. Come lo è stato lui. Noi l'abbiamo conosciuto tutti, io l'ho conosciuto, possiamo dire, dal grembo di mia madre, ecco. Quindi è stata un'amicizia profonda con tutti noi, con tutta la realtà diocesana, e ringraziamo il Signore per questo dono. Il funerale di Padre Marciano sarà domani alle ore 10 a Saccolongo, nella chiesa santuario dei Frati. Ovviamente ci sarà difficile raggiungere immediatamente questo luogo, allora sto pensando insieme al parroco di Aiello di organizzare nei prossimi giorni, magari per il primo mese, una corriera dove sì, così potremo recarci a Saccolongo, portare un omaggio floreale e evidentemente celebrare la Santa Messa e vivere una mezza giornata insieme, magari presso Sant'Antonio di Padova, d'accordo? Eccoci. Comunque vi darò le indicazioni i prossimi giorni. E cosa dirvi? Beh, innanzitutto che ci ritroviamo per le celebrazioni eucaristiche domenica alle 9:30 a Boscat e lunedì 1 maggio alle 9:30 sempre a Boscat. E a Boscat, lunedì 1 maggio, daremo inizio al mese mariano per tutta la nostra unità pastorale. Faremo un'unica celebrazione per tutti, va bene? Ecco, sarà anche quello un momento di grazia, un momento di festa. Poi ci saranno altri momenti anche nella comunità dei Belvedere Boscat che si ritroveranno riuniti proprio come unità pastorale, ma non vi svelo niente, se no troppi scoop non va bene. Ecco. E poi cosa volete? Ci sarà una musicista che ci può suonare l'inno alla gioia. Benissimo. Eccoci, quello dopo come conclusione. Bene. Allora, altra informazione che ci tenevo a comunicarvi. Speravamo già di poterlo inaugurare oggi o in queste domeniche, ma non è stato possibile perché il lavoro è tanto. Comunque così abbiamo avuto come consiglio pastorale una intuizione anche, penso, felice per alcune nostre chiese dell'unità pastorale di sistemare e adeguare liturgicamente alcune cose. Quindi prossimamente inaugureremo in questa chiesa, come anche in quella di Boscat, l'ambone nuovo, sarà proprio un ambone dal quale verrà proclamata la parola di Dio, e anche verrà inaugurata una sede nuova. Ecco. Crediamo che anche la liturgia, soprattutto la liturgia, è il primo momento, il primo luogo da dove si annuncia la bellezza e la verità della fede, e quindi è importante che anche le nostre chiese siano veramente capaci di questo anche a livello estetico. Io già ringrazio coloro che personalmente hanno contribuito economicamente per questa realizzazione, grazie di cuore, e grazie anche a quelli che in questi giorni lo faranno. Grazie davvero. E rinnovo la gratitudine al coro, alle suore, a tutti i presenti, agli amici in questo momento di grande amicizia, perché la fede in Cristo ci rende amici. E lascio volentieri adesso la parola a Emanuele, il signor Sindaco, che conclude un momentino così con una ultima. Buongiorno a tutti, carissime e carissimi, un saluto particolare agli amici che vengono dal Veneto. Un grazie a Don Mirko, perché oggi è stata una giornata molto, molto intensa. Abbiamo iniziato sotto la pioggia vicino alla chiesetta di San Marco, non siamo riusciti ad arrivare fino a là quest'anno, ma in realtà è un momento sempre molto significativo quello che ci lega a San Marco. In realtà è una matrice di fede, di cultura, di tradizione, che è la matrice di cultura, di fede e di tradizione di tantissime, di un grande territorio. Testimonianza ne oggi appunto la presenza di questi cari ospiti che speriamo nei prossimi anni di rafforzare ancora di più, di farne veramente una grande festa, perché qui, se possiamo permetterci di dirlo, è nata proprio il centro di emanazione sia culturale ma anche della fede di questa nostra
regione, di questa nostra macro regione, di questa Europa, a cui lei è nel custode umile, piccola forse in questo momento, ma grande nello spirito e grande in quello che crede che questa grande eredità possa essere. E tutti assieme, in questo caso la parrocchia, la chiesa, l'arcidiocesi, la comunità da me rappresentata, tutti gli enti che insistono su questo territorio ne sono altamente convinti. E da qui va un ringraziamento a chi c'era prima, a chi in maniera appunto umile, piccola, ha sempre voluto mantenere viva questa fiamma di questo ricordo e di questa memoria importantissima. Don Mirko prima nell'omelia ha detto giustamente che questa è una importante giornata in realtà anche a livello nazionale, con la festa della liberazione, e mi permetto di affiliarmi a quello che è il suo pensiero, ovvero quello di questo pensiero importante che dobbiamo sempre ricordarci quando ci ricordiamo nella memoria, di ricordare ma anche di perdonare. L'altro giorno, proprio di fronte al monumento alla Resistenza, insieme proprio a Don Mirko, abbiamo fatto questa riflessione. Dobbiamo andare avanti, ma dobbiamo andare avanti su dei principi che sono legati a quelli della carità cristiana e proprio anche quelli del perdono. Quindi grazie veramente a tutti anche per questa bellissima giornata e grazie a tutti quanti, perché continuiamo dopo in allegria. Tra l'altro un saluto, fra poco faccio io un'introduzione probabilmente a quello che è questo bellissimo omaggio che ci fanno gli ospiti di questa comunità, della parrocchia, che sono gli ospiti che stanno in questo borgo, che vengono dall'Ucraina, fuggiti da un momento terribile e che per oggi ci regaleranno questo inno alla gioia col violino di questa bambina ucraina che già un anno che passa che è qua da noi e si sono integrati in maniera bellissima e anche questo è un simbolo di quelle che sono le radici di questa comunità, una grande capacità di accoglienza, una grande capacità di ascolto, e per questo va ringraziata tutta la comunità di Belvedere, perché ha fatto insieme alla parrocchia, perché ha fatto un grande sforzo, ma l'ha fatto senza fare fatica, e questa è una cosa che ci deve dare un grande messaggio, quindi grazie. Bene, allora chiediamo al Signore la sua pace, la sua benedizione, la benedizione su queste voci, ecco, perché queste voci sono voci evangeliche alla fine, che annunciano la gioia evangelica che raggiunge tutta la terra, e soprattutto la gioia di poter ritrovare quella comunione alla quale tutti noi crediamo e desideriamo. Quindi lascio a voi la voce e poi la benedizione. Ovviamente tutto termina adesso in carica, giusto? Benissimo. E momento conviviale giustamente, perché dall'altare della parola e del pane eucaristico non possiamo che concludere sull'altare dell'amicizia, della fraternità, e di questo ringrazio anche coloro che sempre contribuiscono per appunto preparare il rinfresco. Chiediamo al Signore la benedizione anche per le nostre famiglie, i nostri ambienti di lavoro, perché ciascuno di noi possa veramente sentirsi impegnato nel custodire il bene e nel fare il bene, essere benedizione gli uni per gli altri là dove siamo.
anche nel nome di San Marco. Il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio che tutta il po', pari, Fi e Spiritus Sancta smonti per giorni quattris e caresti per sempre. Amen. La gloria del Signore sia la nostra forza. Andiamo in pace. Alleluia, alleluia. Grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Lascia lì, se lo mettiamo di là. Con una cassa di vino insieme tutti. Ma no, ma che materiale. Genero ma sicuro, ma ti fermi tu adesso. Bisogna che stare avanti, vieni qua, su. Allora, innanzitutto un buongiorno, un benvenuto al gruppo di Conegliano, Belluno. Maggior Consiglio, Repubblica Veneta. Allora, ricapitoliamo. Un benvenuto al Maggior Consiglio della Repubblica Veneta Serenissima. Ospite oggi, in questa ricorrenza del ricordo dell'arrivo di San Marco, l'Apostolo San Marco nel 50 d.C., proprio a Belvedere, non esattamente qua, ma a qualche centinaio di metri, dove purtroppo non abbiamo potuto celebrare in quanto brutto tempo. Ma che ci fa qua il Consiglio, il Gran Consiglio della Serenissima Repubblica? È qui perché dove è iniziata la vita di San Marco e la sua evangelizzazione, oggi inizia la vita ufficiale della nostra Repubblica, che ha decretato che San Marco è festa, il giorno di San Marco è festa nazionale della Repubblica Veneta e San Marco è il protettore. Onde per cui voi non frequentate solamente, ma avete pensato anche di frequentare l'Istria, che io conosco molto bene, in quanto figlio della Serenissima. La Repubblica Veneta è per tutti i cittadini del popolo di San Marco presenti nel Dogado, nello stato da terra, nello stato da mar e per quelli purtroppo costretti a scappare con la baionetta sul sedere dagli occupanti che ancora ci controllano. E con questo noi vogliamo solo che salutare questo bellissimo gruppo. È una promessa, ci rivediamo più avanti. Certo. E un benvenuto, una buona festa, e adesso mi dicevano che c'è qualcosa da... Sì, e la invitiamo a breve. Segue il rinfresco? Sì, a breve la invitiamo
in piazza San Marco a Venezia per festeggiare la raggiunta libertà del popolo di San Marco. Perfetto, allora per Telepordenone, Mater Dei Web TV, un grazie, un saluto e un arrivederci. Più che una promessa è una minaccia. Viva San Marco! Viva San Marco! Portera! San Marco! Boh, sarà già su. Questo qua è il bandierone dell'autonomia. Vino, guerra, al mare o dei prodi, il nostro vessillo vogliamo sui mari, il nostro vessillo vogliamo sui mari. Luca, spostate. Luca, piccolo. Al silenzio. Padre Livio, ci dia la sua benedizione. Madonna. Padre, Figlio, Spirito a Cabernet. Ecco, bravo. Come te gaintiva Cabernet? Mi sai? Io consiglio e tutti gli amici davanti la bandiera del San Marco. Siamo venuti qua apposta, nel luogo dell'origine di San Marco. Qua inizia la nostra forza come Venezia. Prima erimo semplicemente una nazione commerciale e dopo siamo diventati una nazione di terra e di mare. E questo grazie al nostro evangelista San Marco. Quale meglio ricorrenza che possiamo fare noi a essere qua proprio dove che San Marco ha sbarcato la prima volta sulle nostre terre. Non vi nascondo che sono molto emozionato e posso dire che non è a caso che San Marco le viene qua. Questa è una terra veramente benedetta e tutti noi altri dobbiamo essere in grado di mantenerla come tale. Con quello che siamo dovuti affrontare con le grandi difficoltà che abbiamo in questi giorni, proprio anche a livello nazionale, noi altri un piccolo nucleo che si sta sviluppando sempre di più, abbiamo il dovere morale il nostro vessillo vogliamo sui mari, il nostro vessillo vogliamo sui mari. Si fa il silenzio fra tanti canali, vogliamo la voce del suo gondolier che spinge la barca vogando sul remo, cantando con voce la mesta canzone. Mia cara Venezia, mia patria diletta, tu fosti regina possente sui mari, tu fosti regina possente sui mari, cinta di glorie, speranze d'amore. Viva Venezia!
Venezia